Di ripensarci, è stato subito accolto e rilanciato dal governatore, ma non altrettanto dal sindaco di Torino. A questo punto come crede finirà? Guardi, io sono un inguaribile ottimista, penso che la soluzione Tridente sia ancora oggi la migliore. Invito tutti a ripensarci, anche perché abbiamo chiuso un bel dossier e ovviamente a livello internazionale hanno già riconosciuto la possibilità di far firmare i 3 sindaci, cosa unica. Rispetto agli impegni del governo, che sul Tridente sembrava disposto a finanziare, adesso questa nuova proposta dice dovesse finanziarla voi? Guardi, sono tanti soldi perché sono 600 milioni che devono trovare le eventuali 2 candidate, cioè Milano con Cortina. Ma dall'altro voglio anche ricordare che se non si fanno le Olimpiadi si perdono 980 milioni di euro, che sono esattamente i finanziamenti del CIO. Per cui direi che dobbiamo fare le Olimpiadi e poi invito ovviamente il CONI a sostenerci e anche il governo a rivedere questa posizione. Ma secondo lei è credibile il fatto che Milano ne abbia fatto un problema di anteporre il proprio nome, che Torino su questo abbia avuto le sue perplessità, o c'è altro dietro? No, guardi, questo non è il momento delle polemiche, direi a tutti di fare un passo a lato. La verità è che ci sarà un logo e ci sono i nomi delle 3 città. Per forza uno sarà davanti e gli altri 2 a seguire. Cortina si mette pure alla fine, pur di chiudere questa partita. Non esiste perdere 980 milioni di euro, perdere l'opportunità delle Olimpiadi, visibilità e anche credibilità internazionale per un battibecco sulla posizione del nome. Oggi c'è una riunione al CONI, che cosa succederà? Beh, la riunione sarà propedeutica a tutta la partita delle Olimpiadi. Voglio ricordarvi che a livello internazionale restano 4 candidature: il Canada con Calgary, Erzurum in Turchia, Stoccolma e poi l'Italia con le 3 città o le 2 città. E spero che a Torino ci ripensino, magari facciano una controproposta, dicano qualcosa e si chiuda questa partita del Tridente, altrimenti abbiamo sempre la Falange Macedone. Ma cosa è successo in realtà? Perché è difficile poi da capire nel dettaglio. Ma guardi, i 3 sindaci erano chiamati a mandare una lettera conclusiva di accettazione. L'ha mandata a Cortina in maniera impeccabile per Cortina per il Veneto, l'ha mandata a Sala confermando il suo impegno e dicendo tenete presente che Milano vorrebbe più visibilità, l'ha mandata al sindaco Appendino dicendo per noi non cambiano le condizioni della nostra delibera, e quindi vuol dire che le condizioni della loro delibera è correre da soli con il loro dossier, e quindi cade il Tridente. 5 Stelle non hanno simpatia per le gare sportive. Ma guardi, questo è un tormentone. Se i 5 Stelle non hanno simpatia per le Olimpiadi, non debbono candidarsi, perché Torino si è candidata per le Olimpiadi. Non è che funziona che se ci sono io sono Olimpiadi fatte bene senza ladri, se ci sono gli altri ci sono solo ladri che rubano. Cioè, voglio ricordare che a Torino, che amministrazione 5 Stelle, si è candidata alle Olimpiadi. Adesso sentir dire che le Olimpiadi sono uno spreco perché non ci sei più, lo trovo posso dire anche poco rispettoso nei confronti di tutti quelli che hanno lavorato, professionisti, volontari e tanti ragazzi che hanno lavorato i dossier. Senza l'appoggio del governo può andare avanti lo stesso la candidatura, anche se fosse solo Lombardia e Veneto? Ma guardate, è in salita perché comunque ci saranno 600 milioni di euro, però solo i pessimisti non fanno fortuna. Io dico che abbiamo modo di pianificare un intervento in 8 anni, abbiamo modo di parlare con gli interlocutori territoriali, con i grandi sponsor, insomma, tipo modello Expo. Abbiamo visto che comunque si può fare aggregazione. Del resto noi abbiamo un dossier e una proposta di gare che è unica. Vi ricordo che nel nostro dossier a 3 Cortina porta a casa tutto lo sci alpino, il bob, lo skeleton e lo slittino, che vuol dire visibilità internazionale.